Il kefir è stato usato tantissimo, soprattutto nei paesi nordici, in Siberia. Era considerato un alimento per la forza e per la longevità. E anche la forza degli eserciti di Gengis Khan era considerata come dovuta alla meravigliosa proprietà del kefir. Si può usare anche come condimento per alcuni piatti. Noi lo mettiamo qui, spesso me lo metto al mattino quando ci prepariamo la crema di riso integrale, ci metto un cucchiaio di kefir dentro. E se lo trovate acido, mangiatelo con la frutta, no? Che può modificare un pochettino il suo gusto. Il latte fermentato è un alimento importantissimo per la nostra salute, perché ci dà i microbi che colonizzano il nostro corpo, che colonizzano il nostro intestino. Dobbiamo prenderci cura dei microbi del nostro intestino.